Eccoci qua carissimi amici, è da poco passato mezzogiorno, siamo alla Fiera Auto d'Epoca a Padova, oggi 24 ottobre del 2020, situazione abbastanza strana, dopo 10 anni che vengo alla fiera, la gente con le mascherine, periodo Covid, ci è capitata anche questa in Italia come nel resto del mondo, speriamo che sia solo una fase temporanea. Ma intanto cari amici, gustiamoci un po' così la panoramica di auto d'epoca che ci sono qua in questo piazzale. Guardate qua, questa auto bianchi A112 Abarth 70 HP del 75, la dedichiamo alla nostra Jo, dato che lei è stata una pilota della 112 Abarth. Purtroppo la Jo manca per impegni di lavoro, anche lei insomma è in una situazione abbastanza strana proprio perché appunto il Covid ha un po' cambiato tutto l'assetto appunto della vita, E niente, qua il vecchio Marvin cerca di portare a casa questi report perché chissà se in futuro riuscirò ancora a fare determinati report, che il mondo sta cambiando per tutti, anche il mondo del lavoro cambia, E finché ci sono risorse il vecchio Marvin fa i report, quando finiranno ciao a tutti. Ecco qua, una Panda 4x4 del 92 valutata su 5.000 euro. Eccoci qua ragazzi, andiamo avanti qua. Andiamo avanti qua dal report, Fiera Auto d'Epoca, abbiamo qua il godimento di Giovanni Neri, questi Piaggio abbastanza particolari, magari il bravo Giovanni ci dice che sono anche rari. Ma ragazzi, quello che conta è portare a casa altre tracce di auto storiche. Guardate qua questa bellissima Fiat Ritmo 65 serie oro, così dice il cartello, del 1980. Eccola qua. Qua non c'è scritto l'anno, però insomma eccola qua. Saluto un po' tutti gli appassionati di vecchie Fiat, tutti gli appassionati della Ritmo, salutiamo Alberto Viani, appassionato di Fiat, salutiamo un po' tutti gli amici del canale, quelli che partecipano, dicono la loro, e niente, insomma andiamo avanti. Salutiamo tutti quelli che ho conosciuto nel canale, che poi sono anche spariti, è un po' così, ma non vanno dimenticati. Ecco qua, abbiamo questa bellissima Fiat 1400, anche questa un'auto che non è che vediamo spesso e la possiamo dedicare al bravissimo Max, che è un po' un esperto di queste auto. Saluto anche Roberto Ferri dalle zone di Brescia, che ha iniziato a fare i report anche lui per il canale del Marvin. Questa è una Fiat 1400R, eccola qua, bella, un bel colore anche, e vedo che internamente è tenuta molto molto bene. Eccola qua, portiamo a casa traccia documentaria qua, eccola qua. E poi andiamo qua su questa classica Mercedes 200, classico disegno tedesco, e anche questa va in memoria, certo non ha la bellezza della Fiat 1400, eccola là. Poi qua per l'amico Renatone una Fiat 128 SL Sport, appunto, la portiamo a casa, 128 Sport L SL appunto del 72, cilindrata 1100, e anche questa va in memoria per gli appassionati delle vecchie Fiat. E saluto anche Sandro, mi sembra, dalla Sardegna, che è un appassionato della 128 di questo modello. Eccoci qua, anche questo angolino l'abbiamo portato a casa. E cosa ci manca? Ci manca ancora questa bellissima Fiat 850 Vignale del 66, targata a Vicenza. Qua mancano le chiacchiere della Jo e niente, dovete accontentarvi. Valutata 10.000 euro questa Vignale, ecco qua.
spettacolo. E poi per concludere abbiamo questo bellissimo camper Fiat 238 bicolore qua del 79 GPL, questo, e anche questo va in memoria. E con questo il vecchio Marvin vi dà appuntamento a un prossimo report che sarà imminente, penso. Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti. Guardate qua certi particolari del 238 qua, bel camper. Ecco qua, questo è un po' così, traccia di fiera auto d'epoca Padova, Targato Treviso, il camper 238E e via andare, guardate qua, queste sono un po' le emozioni di Padova. Ragazzi vi saluto, spettacolo, qua mi stanno chiamando. Ciao a tutti, sigla di 90esimo ci sta. Ciao a tutti.